MDN Veneto incontra Stefano Cobello, benvenuto nella nostra trasmissione. Buongiorno a tutti e grazie molto. Allora, prof, con lei vogliamo parlare di questo argomento che ci ha incuriosito tanto, che riguarda robotica e bullismo. Lei è un coordinatore di un progetto internazionale e ci illustri un attimo qual è questo progetto relativo a questa tematica così importante per la scuola, non solo, ma anche per tutta la società. Mi permetta di fare qualche piccolo passo indietro. Certo. Io coordino un ente pubblico che è una rete di scuole nazionale che è gestita da un istituto comprensivo, quello di Bosco Chiesonova, con un dirigente, Alessio Perpolli. All'interno di questa rete, come coordinatore, 5 anni fa sono andato a trovare l'azienda della Clementoni e ho proposto a Pierpaolo Clementoni un progetto innovativo che si chiamava Robotica contro il bullismo. La rete lavora da sempre per la pedagogia innovativa, ma soprattutto con tantissimi insegnanti, lavora per la prevenzione dei problemi dei bambini. Allora, come coordinatore della rete, con lo staff e il team che coordino, ci siamo chiesti come possiamo prevenire e non curare un problema sociale come quello del bullismo e cyberbullismo, e abbiamo deciso di lavorare con i piccoli robottini che costano poco della Clementoni, il Doc a suo tempo, adesso Super Doc, per elaborare insieme a degli insegnanti che abbiamo formato più di 150 insegnanti a livello nazionale, per elaborare praticamente delle strategie, dei giochi di autoconsapevolezza dei bambini sul bullismo. Hanno fatto dei lavori straordinari che si trovano sul sito roboticabsbullismo.net e questi bambini poi sono stati loro a definire il ruolo del bullo o della vittima e come liberare il bullo, proteggendo la vittima strutturando loro stessi quelli che sono gli anticorpi naturali contro il bullismo, cioè vuol dire fare il gruppo che si difende e si autodetermina davanti a un problema. Questa iniziativa è piaciuta moltissimo a livello nazionale, la Clementoni ci ha sponsorizzato con decine e decine di robot, noi abbiamo tenuto diversi corsi di formazione che ancora continueranno da settembre in poi e la Commissione europea 6 mesi fa ha deciso di sostenere questo progetto come policy reform, cioè un progetto che dal basso mira a innovare le politiche educative e a riformarle a livello europeo, coinvolgendo 11 partner di 9 paesi diversi. Abbiamo dal Portogallo un'associazione si chiama intitolata Make It Better, farlo meglio, la regione interamente, tutta la regione Castilla e León della Spagna, abbiamo l'Università di Burgos coinvolta col Dipartimento di Informatica e STEM, abbiamo l'Italia, noi come Polo Europeo della Conoscenza, che è la rete che coordino, abbiamo poi della Romania abbiamo un'associazione della Polonia, un'associazione di insegnanti della Macedonia del Nord, il provveditorato agli studi di Ushak, il provveditorato agli studi della Lituania, di Panivalisse, di una regione della Lituania. Insieme stiamo elaborando delle piattaforme o scenari su cui lavoreranno questi piccoli robot per coinvolgere migliaia e migliaia di scuole e trasferire queste buone prassi che abbiamo elaborato a livello nazionale. La prevenzione avviene attraverso il lavoro di gruppo sui valori sociali, i valori cioè sociali che vengono attivati nella società. Quali sono questi valori prosociali a cui mira come elemento di prevenzione, come embrione di prevenzione del bullismo? Sono l'empatia tra 2 o più alunni, la solidarietà, l'aiuto reciproco, la protezione dell'ambiente, la cooperazione, tutti quei valori che praticamente, se applicati naturalmente, sono l'antidoto oppure sono l'elemento primo per la prevenzione del bullismo. Questo progetto ha avuto un grande successo a livello nazionale, coinvolgendo più di 150 insegnanti. Nasceranno poi dei poli, delle scuole polo di robotica contro il bullismo in tutta Europa e abbiamo 2 anni e mezzo, 3 anni di lavoro per elaborare sia dei suggerimenti per i decisori politici sulla pedagogia e sull'innovazione nell'educazione e sia per coinvolgere le scuole
per elaborare e lavorare insieme a livello europeo su queste tematiche. Prof, mi dà lo spunto per chiederle, a proposito di Europa, Unione Europea, che è un dibattito sempre molto acceso a livello politico, l'Europa, diciamo, se non ci fosse l'Europa, questi progetti sarebbero impossibili da praticare, da immaginare, da mettere in atto, o la funzione dell'Unione, definiamo Unione Europea, potrebbe essere ben più mirata attraverso progetti del genere? Allora, l'Unione Europea finanzia tantissimi progetti, finanzia l'innovazione e le buone idee a 360 gradi, anche sui valori prosociali, perché crede nell'unione dei cittadini europei. Purtroppo l'Europa è fatta di tanti livelli, dalla politica, che spesso è strumentalizzata per fini elettorali, dall'incapacità ancora, perché l'Europa è ancora un embrione di quel che dovrebbe essere, di raggiungere i cittadini e far capire il valore dell'Unione Europea, e dai problemi economici e sociali che ci sono in Europa, che purtroppo sono gestiti da istituzioni che sono ibride, non sono parte delle istituzioni europee e sono parte di istituzioni private, e parlo della Banca Centrale Europea. Tutti questi elementi non contribuiscono a rafforzare quell'Unione Europea che invece i cittadini vogliono e in cui credono. Quando noi parliamo con le scuole, con gli alunni, loro si sentono europei, sentono i loro fratelli di altri paesi europei. Siamo ancora un'Europa di stati nazionali, i quali tendono a fare i propri interessi e non avere una visione comune, anche perché noi lo sappiamo bene, purtroppo col Trattato di Lisbona il Parlamento europeo ha perso tanti dei suoi poteri, mentre dovrebbe riacquistarli. Ma questo fa parte, secondo me, dei processi di sviluppo di un'identità europea che è ancora nel suo bel mezzo di un cammino, con tutti i tentennamenti e i problemi che questo può avere. Io sono un europeista convinto, e lo spiego perché l'Europa è, posso usare ancora un termine che ho usato precedentemente, l'antidoto a qualsiasi guerra in Europa, perché se torniamo agli stati nazionali, torniamo alla competizione pura tra stati, e da lì sono nati tutti i conflitti di potere in Europa. E chi è che soffre dei conflitti e delle guerre? Sempre le donne, i bambini e gli anziani. Non dimentichiamo la storia purtroppo recente della Jugoslavia, che ha subito degli attacchi di paesi stranieri e che è stata distrutta, e purtroppo con tutti gli sviluppi che ha avuto e le stragi che ha avuto, perché? Perché non ha trovato dall'altra parte un interlocutore valido come l'Europa, che poteva essere, con il dialogo e la diplomazia, l'elemento di sviluppo e di armonizzazione anche di qualsiasi nuova identità nascente. Da qui parte una considerazione, non so giusta o sbagliata, se le interessa, direttore, che è quella sulle regionalizzazioni dell'Europa. Una cosa a cui io sono estremamente contrario, perché davanti a un sistema globalizzato e accelerato come quello che vive il mondo nel sistema finanziario, parcellizzare un paese vuol dire renderlo ancora più debole, perché davanti a sistemi che riescono a influenzare la politica con estrema facilità e velocità, come il mercato delle borse, le transazioni internazionali, eccetera, ridurre ancora l'identità, e soprattutto per una forma di controllo, anche se vuole di identità, di recupero di una certa identità storica, culturale di un'area, questo vuol dire praticamente essere ancora di più succubi di sistemi che ormai sono gestiti da macchine, i quali muovono o fanno crollare i paesi a seconda delle tendenze del mercato. Invece ci vorrebbe un'unificazione, ed era quella che avevano previsto i padri dell'Unione Europea, quella di unificare i paesi europei per essere ancora più forti davanti alle ondate che determinano poi le politiche sociali. E non a caso l'Unione Europea fa una cosa bellissima: ogni 10 anni elabora una strategia sociale per l'Europa. Malgrado elabori una strategia fantastica, poi i sistemi fanno fatica ad applicarla e a ottenere i risultati previsti, tipo l'eliminazione della disoccupazione, della povertà, eccetera. Tenendo presente che in Europa ci sono ancora 110 milioni di poveri,
e un 20% dei lavoratori europei sono poveri che lavorano. Questo fa parte di tendenze liberiste dei mercati, e lei lo sa forse meglio di me, che soltanto una forte identità politica può combattere. Senza l'Unione Europea questi programmi avrebbero poco significato, si ridurrebbero a delle iniziative a livello localistico o regionalistico, mentre la loro crescita e il loro sviluppo è proprio questo respiro internazionale. La diversità fa crescere, la diversità stimola, la diversità di culture porta a un'evoluzione. È questo che credevano i padri fondatori dell'Unione Europea, e questo in cui credo io, ed ecco perché coordino una rete che promuove 60-70 progetti europei all'anno finanziati dall'Unione Europea e riunisce oltre 4.000 istituzioni educative a livello nazionale. Certo, sì, effettivamente guardando da questa prospettiva l'Unione Europea avrebbe un senso molto più partecipato e anche positivo nei suoi aspetti. Speriamo che le spinte nazionaliste non portino insomma a una disgregazione. Già l'uscita della Gran Bretagna non è un segnale positivo. Questo è un grossissimo problema, perché apre la strada ad altre identità politiche che vorrebbero uscire dall'Unione Europea. Non credo che sia un problema economico, come hanno cercato di sottolineare per spaventare i cittadini, ovviamente i giornali, i mass media, spesso controllati dalle banche. Non è un problema economico l'uscita dall'Inghilterra, ma un problema di diplomazia e di dialogo. Abbiamo perso una forza equilibratrice nel sistema europeo che faceva da controbilancia ad alcuni paesi, senza fare nomi, Germania, che purtroppo hanno una preponderanza, ma che è determinata più da fattori così culturali che da fattori reali, economici, perché andando bene a analizzare l'economia della Germania, insomma, ci sarebbe molto da discutere sui debiti dell'Ender e sulla considerazione di quali fattori entrano nel PIL della Germania oppure no per il calcolo della ricchezza del paese. Ma al di là di queste speculazioni che sono tipiche di chi fa il ragioniere politico, chiamiamolo così, e che vede soltanto i numeri in termini economici, l'Europa è fatta di cittadini, è fatta di persone. È fatta di persone che hanno il diritto di potersi spostare da un paese all'altro senza trovare un confine, senza dover usare dei documenti in più. Io mi ricordo quando ero giovane che per andare in Europa dovevo andare in banca, trasferire il mio denaro in voucher, andare in una banca all'estero, cambiare i voucher nella moneta locale e poi avevo del denaro, quando i cittadini dell'Inghilterra, parlo quando avevo 20 anni, 39 anni fa, avevano già il bancomat e noi non sapevamo nemmeno cosa fosse il bancomat. C'era già, e potevano già trasferire denaro tra un paese del Commonwealth o meno, il denaro senza alcun problema. Noi invece no, noi vivevamo il nostro localismo, la nostra identità nazionale ancora, e l'Europa era ancora quell'embrione o quella struttura ancora nascente prevista dal Trattato di Maastricht nel 92. Certo, qua dovremmo stare ore intere a dibattere. Assolutamente, però è interessante perché queste sono le cose che non vengono mai dette. Esatto, sì. Quando noi giriamo e la rete manda circa 2000 insegnanti all'estero all'anno, tra alunni, insegnanti, progetti, scuole, eccetera. Quando loro vanno all'estero sono felici di incontrarsi, felici di incontrare un'altra lingua, altre culture, altri modelli alimentari, e vivono in famiglia spesso, vivono in realtà insieme, balli, musica, scuole, insegnamento, arricchisce tutto. Questo arricchisce, e questo è, io uso sempre questo termine, mi piace molto, la prevenzione è l'antidoto a qualsiasi conflitto, a qualsiasi xenofobia, intolleranza, razzismo, pregiudizio, stereotipo e tutti quegli elementi che tendono a far sembrare alla persona nel proprio ego, nel proprio io narciso, l'essere più bello e più bravo del mondo, quando in realtà è quello che potrebbe aiutarlo a crescere, a migliorarsi e a migliorare anche la realtà di tutti nel nostro paese. D'accordo. Ho perso le ultime parole nel collegamento, si sono perse le ultime parole, però diciamo il concetto era fortissimo e molto 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 chiaro. Prof, allora la ringraziamo di essere stato nostro ospite, contiamo sul suo aiuto, sulla possibilità di poter allargare anche la platea delle persone alle quali poterci rivolgere e ricevere altri input importanti così come ce li ha dati lei
oggi e poter parlare di temi altrettanto importanti come quelli che abbiamo toccato oggi. Grazie prof. E mi piacerà portarle ordinarie buone prassi imprenditoriali e sociali dalla Sicilia, una regione che politicamente sembra così distante da noi, che sono un valore assoluto per tutto il nostro paese. D'accordo. Io ringrazio lei, direttore. D'accordo, grazie prof e buona serata. Buona serata a tutti. Mayday, Mayday, I've been shot, Mayday.